fermo, Vai basso, vai basso. Non c'è più vento. Al primo impatto, quando Aldo ha cercato di raccontarmi la cosa, la mia prima reazione è stata: tu sei pazzo, questa roba qui non funzionerà mai. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. Siamo al momento giusto, adesso bisogna cambiare il mondo. Windkraft. Für die einen Hoffnungsturbinen auf dem Weg zu klimafreundlichem Strom, für die anderen verschandelte Landschaft. Passare da energia prodotta da centrali non rinnovabili a centrali rinnovabili. Lui è Aldo, è il nostro inventore dello Skypool. Per lui va sempre tutto bene, vede sempre la soluzione. E lui, il nostro CEO, arriva subito al punto, capisce come bisogna arrivare a risolvere le cose. Diciamo che la sua genialità è compensata da un'organizzazione Fantasiosa. ecco, giusto, creativa. Ci penso io a mettere a posto le cose. La nostra sede è a Lugano, sviluppiamo tutto lì in pratica, perché attualmente la tecnologia è talmente nuova che, uno, la vogliamo tenere per noi, ovviamente, e due, non c'è qualcuno che ce la può fornire attualmente, no? Vedi che ci sono le cose dritte? Quello dice che è il vento. È un po' la montagna di casa di Lugano. E qui usiamo questo luogo per fare i nostri test del nostro Skypool. Abbiamo costruito una tenda geodedica e passiamo, diciamo, le nostre giornate, quando il tempo lo permette, qua sopra. E quando arriviamo qua e vediamo il vento a nord, ci viene un grande sorriso, dici vai, cominciamo con i test. Siete pronti? Sì. Pronto? Ok. Testa di live. Il principio si basa su un aquilone che tira una fune, la fune è agganciata a terra dove c'è un generatore che srotolando il cavo il generatore gira e crea corrente. Il decollo e l'atterraggio viene fatto con un drone. Poi il drone cambia di assetto, diventa quindi un aereo, e dopodiché le eliche, una volta che c'è il vento di mezzo, si chiudono e continua come un aquilone, quindi col vento che spinge l'aquilone e fa tirare il cavo. Fin da piccolo mi piacevano gli aerei, quindi ho cominciato subito a pensare di fare l'ingegnere aeronautico e poi un giorno ho scoperto questo nuovo mondo dove ci sono gli aerei che sono anche le turbine eoliche e mi sono subito innamorato e ho cominciato a studiare a casa e a costruire droni nel mio garage. Dopo lui ha cercato di convincermi e difatti, guardandolo in modo razionale, solo le cifre, devo dire, ok, può funzionare. La Svizzera ha sicuramente del buon vento in cima alle montagne, ma l'eolico tradizionale è fortemente bloccato dal fatto che logisticamente non si arriva su queste punte. Poi ci si mette anche l'aspetto che la popolazione non le vuole, quindi sicuramente in valle non le vuole perché vuole vivere nelle valli e vuole che siano tranquille e quindi dice ok, non le vogliamo nelle valli, mettiamole in cima alle montagne. In cima alle montagne non ci arriviamo e quindi alla fine quella è la ragione per cui non si riesce a posizionare da nessuna parte ed è per quello che entriamo in gioco noi. Vogliamo cercare di sfruttare al meglio le risorse eoliche svizzere senza andare a disturbare l'ambiente. Il nostro sistema sarà tanto sicuro quanto lo è un aereo commerciale oggi, quindi verrà certificato come un aeroplano. Adesso come adesso siamo in fase di test, è un prototipo, non abbiamo ancora tutte le features di sicurezza che ci saranno. Io sono molto legato all'efficienza, agli aspetti anche finanziari, guardo forse un po' meno l'aspetto hippie, eco chic. A me piace essere pulito, cercare in tutte le maniere di consumare meno, di dare un buon esempio, fare un buon esempio agli altri. Ci metto anche del mio, Sì, anche lì si impegna.
Negli ultimi 2-3 anni abbiamo imparato tanto, anche da errori, da piccoli fallimenti, fino a portare l'idea ad un prototipo funzionante. E ora siamo davanti a un prossimo passo importante, quello di trovare i finanziamenti giusti per andare alla prossima fase che ci porterà ad un prodotto commerciabile, cioè al primo prodotto che sapremo o potremo vendere al pubblico. Sei un po' alto? Sei alto, sei alto. Out, 90. Ma me lo porta sul vento, Sì? Vabbè, allora comincia a scendere. In, 100. Scendi. Chiaro che ci sono dei giorni in cui dici, ma cavolo, è possibile che Tutto vada male. tutto vada male? E poi il giorno dopo ancora, e ancora, e ancora. Aldo, stop! Top! Qui siamo diametralmente opposti, spesso. Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno, lui è sempre mezzo vuoto. Però vabbè, almeno ci compensiamo. Ah sì. Deve essere il No, momento ma andava prima. bene perché io dopo lo tengo. Evidentemente le risorse che abbiamo sono molto limitate in termini di soldi, ma anche di personale. Contiamo molto sulla motivazione individuale delle persone, la passione, la dedizione. Mia moglie mi supporta sempre molto, dice dai, ti vedo un po' stanco ma vedrai che ce la fai, oggi sarà una bellissima giornata. E questo mi aiuta anche guardando i miei figli a dire ok, per un futuro migliore, un futuro più pulito e poter aiutare il mondo andiamo avanti.